Buongiorno a tutti, benvenuti a questo Open Day dell'ITS Turismo. Io sono Silvia Oliva della Fondazione Nord-Est e mentre aspettiamo che le persone via via si colleghino, siamo già una quarantina di persone collegate e voglio darvi il benvenuto come Fondazione Nord-Est nella piattaforma GoToWebinar che abbiamo deciso di condividere con l'ITS Turismo perché come Fondazione Nord-Est riteniamo che gli ITS rappresentino certamente uno degli ambiti di quella formazione di qualità e in grado di dare anche possibilità di formazione e in futuro di professionalità e occupazione ai giovani lavoratori, così come chiede il mondo delle imprese. L'ITS Turismo è sicuramente in questo momento importantissimo proprio perché il turismo sta vivendo un momento complicato, ma ha bisogno sicuramente di competenze e di capacità anche da parte delle giovani generazioni di proposte nuove, di idee nuove. Quindi ancora di più per noi è importante oggi poter accogliere questo Open Day. Non porto più tempo via alla comunicazione, lascio subito la parola a Enrica Scopel per la sua presentazione. Grazie. Grazie Silvia Oliva, grazie alla Fondazione Nord-Est per la piattaforma su cui oggi vi presentiamo ITS Academy Turismo Veneto. Sono il direttore, benvenuti a questa diretta, durerà giusto il tempo di un'oretta, ci sono diversi ospiti e quindi io immediatamente vi dico di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della formazione dopo il diploma. La formazione dopo il diploma è data da questi ITS, che sono fondazioni 104 per la precisione presenti in Italia, di cui una decina sul turismo. Ecco, noi siamo la prima fondazione sul turismo. La prima per occupazione, abbiamo un tasso di occupazione elevatissimo dei nostri ragazzi, e la prima anche per innovazione della figura professionale. E il valore di queste fondazioni è dovuto al fatto che i percorsi noi li progettiamo insieme alle aziende, con le aziende, per le aziende. Questo è il motivo per cui anche oggi abbiamo con noi un imprenditore che ci raggiungerà tra pochissimo, che è anche il presidente della nostra fondazione, Massimiliano Schiavon. Le aziende e il mondo del lavoro sono presentissimi all'interno di queste fondazioni, l'80% del corpo docente è fatto proprio da figure di questo tipo. Poi con noi ci sono anche dei ragazzi oggi, un corsista proprio in corso di studi, Marco Gallinelli, e una diplomata dello scorso anno, Laura Lucchetta, a cui daremo la parola più tardi, dopo una presentazione dei nostri corsi, così entriamo un po' nel vivo di questa realtà, che è la formazione post-secondary, si dice, cioè dopo il diploma l'opportunità di entrare in questi master biennali che vi formano esattamente sui bisogni che le aziende hanno. Ecco, io lancerei adesso, chiedo supporto a Silvia, il video di presentazione della nostra Academy. Grazie. Rieccoci in diretta, ecco, non avevo l'audio, rieccoci in diretta. Adesso con il supporto di una presentazione vi raccontiamo un po' quelli che sono i nostri corsi
sono nati, come si sviluppano e le opportunità che possono lasciarvi appunto. Allora, intanto sono corsi voluti dal Ministero dell'Istruzione, sono dei percorsi di diploma, quindi serve avere un diploma di scuola superiore per accedervi, voluti, dicevo, dal Ministero dell'Istruzione, ma sostenuti dalla Regione Veneto in maniera molto importante e ovviamente dalle aziende, perché la nostra è una fondazione, come tutte le fondazioni ITS, privata, che usa anche dei capitali pubblici, ma che è fatta di soci, di una compagine societaria di soci dei partecipanti che finanziano appunto i corsi. Gli stage vengono fatti in Italia e all'estero, sono parte integrante del percorso formativo, metà del percorso è fatta di attività in azienda, se vengono fatti all'estero vengono fatti in Erasmus+, e di questo vi parlerò. L'ultimo highlight è la formula didattica assolutamente innovativa. Non solo la frontale, che tra l'altro, ma soprattutto attività di progetto, simulazioni, esercitazioni, esistorie applicative e utilizzo di sistemi che le aziende portano all'interno delle nostre aule proprio per erogare la corretta. Ecco, io direi di passare a illustrarvi quali sono i nostri corsi. Noi abbiamo tre percorsi formativi: Hospitality Management, Restaurant Business Management e Tourism 4.0. Il primo, Hospitality Management, lo trovate nelle sedi di Jesolo, in provincia di Venezia, Asiago, in provincia di Vicenza, e Bardolino, in provincia di Verona. Eccolo qua, la slide la vedete chiaramente, sono ambiti che toccano tutti gli aspetti economici del turismo. Vuol dire che in un corso di questo tipo si parla non solo di accoglienza di tipo alberghiero ed extra-alberghiero, ma anche di trasporto, quindi di tutta la parte dei vettori del travel, aereo, croceristico e così via, di porti, di aeroporti, con lezioni dedicate all'interno di queste realtà, e poi tutto il mondo del tour operating, del tour organizing, dell'intermediazione, le agenzie di viaggio, le OTA, tutto questo sviluppato da professionisti di settore che rilasciano anche degli strumenti operativi e delle certificazioni. E poi c'è tutto il mondo della destinazione, destination management, destination marketing, quindi in realtà tutti gli ambiti del turismo vengono toccati all'interno di questo master, definito appunto Hospitality Management in senso lato, e li potete approfondire nei corsi che vi dicevo essere presenti su Jesolo, Bardolino e Asiago. Nello specifico il corso di Asiago, che è quello che noi rappresentiamo con il colore verde, ha un taglio un po' più sportivo e più montano, perché intanto viene localizzato in una località montana, ma poi soprattutto ha questa connotazione legata proprio all'attività sportiva outdoor e agli eventi sportivi. Le aziende ovviamente intercettate sono, eccolo qua, sono inerenti a questi ambiti, non solo per l'arco alpino, ma comunque assolutamente incentrati sulla gestione sostenibile delle destinazioni e delle aziende. Il secondo corso che vi chiedo, che vi illustro, è il Tourism 4.0. Allora, questo è un hospitality management molto spinto negli ambiti della tecnologia e dell'innovazione. Vuol dire che tutto quello che vi ho raccontato poc'anzi per l'hospitality management, qui lo troviamo con un rinforzo appunto su tutto quello che è l'apporto tecnologico, tra cui il nome 4.0, quindi analisi di dati, utilizzo di realtà virtuale, realtà aumentata, realtà immersiva, applicazione delle metodologie design thinking e così via. Anche qui ovviamente le aziende saranno aziende turistiche che utilizzano tantissimo e moltissimo spingiamo qui sul mondo digitale, quindi quello che è il web marketing, il social media marketing e così via. Questo corso, scusatemi, lo trovate a Jesolo. Il terzo corso è Restaurant Business Management, è un corso dedicato al Food and Beverage Management e alla sua comunicazione. Dedicato a chi?
dedicato a tutte quelle persone che hanno questa passione legata alla comunicazione e alla vendita di prodotti food o di prodotti beverage. Oggi abbiamo Laura Lucchetta che lavora proprio all'interno di una cantina, quindi di un produttore vitivinicolo che fa anche ospitalità. Quindi qui tocchiamo tutti gli ambiti, dal costing alla gestione, al marketing, alla comunicazione, alla vendita, anche attraverso strumenti nuovi. Quindi è un corso molto stimolante, molto innovativo e oggi è una situazione in cui ci troviamo particolarmente azzeccato, particolarmente utile, perché l'innovazione e la tecnologia oggi stanno diventando, come dire, la chiave di volta per questo tipo di aziende. Ecco, questo troviamo nella sede di Valigio sul Mincio in provincia di Verona e nella sede di Lancenigo di Villorba in provincia di Treviso. Questa è un po' la connotazione e i contenuti dei nostri percorsi. I corsi sono tenuti quotidianamente e il biennio va da ottobre indicativamente a marzo per quanto riguarda la parte d'aula. Nella parte d'aula sono previste le visite aziendali, le lezioni alle aziende, anche se andiamo avanti con la presentazione lo vediamo, i viaggi studio che noi facciamo in Italia e all'estero, eccoli qua, all'interno di aziende assolutamente calibrate sul percorso formativo che stiamo sviluppando. Spesso in collaborazione con degli ITS internazionali e quindi, come dire, rafforzano un po' il legame internazionale e l'internazionalizzazione che in qualche modo ci connota. Un'altra parte importante sono gli eventi, nella presentazione andando avanti li vedete, a cui partecipiamo sia come fruitori che come organizzatori, a volte con delle speech o anche proprio creando degli eventi dedicati. E l'ultima highlight su cui mi volevo soffermare, sempre fonte di tante domande e curiosità da parte nostra, sono gli Erasmus. Gli Erasmus sono delle opportunità che noi diamo ai nostri ragazzi di fare stage, quindi tirocini correttari però all'estero, quindi all'interno di aziende del settore di riferimento. Il contesto di lavoro ha, come dire, un respiro internazionale e voi potete in questo modo lavorare in un contesto internazionale in una modalità che è proprio quella del programma europeo Erasmus+. Questo attraverso delle borse di studio che noi eroghiamo dedicate, supportate da Erasmus e supportate dalla nostra fondazione. Ecco, per farvi un po' una sintesi di quella che è la nostra offerta formativa e così poi passerei a fare una serie di domande ai nostri ragazzi che vi facciano capire un po' qual è il mood, il mood e anche le modalità con cui ci si iscrive in questo. Eccola qua, il corso dura 2 anni, in realtà sono 4 mesi e mezzo in aula e più o meno 2 mesi e mezzo in azienda. Tutto questo strutturato in modo da avere l'estate libera, fatto salvo casi particolari come quest'anno, ma l'estate per noi è un momento in cui si lavora e quindi l'estate viene lasciata proprio per questo alla libertà o continuare all'interno dell'azienda di stage, sarà il caso di Marco che ci racconterà tra poco, oppure trovare un lavoro diverso, andarsene un po' all'estero e così via. È una formazione che in totale, vedete quante ore conta, sono quasi 1800 indicativamente, dipende poi dal corso, ore sviluppate più o meno metà in azienda e metà in aula, 60% in aula diciamo e 40% in azienda, considerando però che anche l'aula prevede visite all'interno delle aziende, viaggi studio, attività svolte dentro le aziende e quindi il legame con le aziende è fortissimo. La frequenza per noi è obbligatoria perché questi sono corsi voluti dal Ministero, pagati da Regione Veneto e dai soci a numero chiuso, gioco forza. La quota di iscrizione, a fronte di un valore di mercato che mi sento di dirvi è 9.400 euro il valore di mercato di questo master, ma chi si iscrive paga 500 euro il primo anno e 500 euro il secondo anno, perché tutto il resto
della quota parte viene fornito da Regione Veneto, dal Ministero e dai nostri soci. A fronte di questo, ovviamente, si richiede un numero chiuso e una frequenza obbligatoria, perché le persone che iniziano questo percorso devono poterlo portare a termine in maniera assolutamente efficace. Titolo di studio rilasciato, ci tengo a dirlo, è un diploma di tecnico superiore che è superiore al livello della maturità di scuola secondaria. Qui stiamo parlando non di scuola secondaria, ma di percorso terziario, come l'università, solo che qui parliamo di formazione terziaria, non accademica, ma professionalizzante. Quindi qual è il livello internazionale di questi percorsi? Il quinto. Considerando che voi con un diploma di scuola superiore arrivate a un quarto livello European Qualification Framework, e se vi laureaste arrivereste a un sesto livello. Ecco, in Italia mancava proprio il quinto livello IQF, quinto livello che è stato coperto grazie alla creazione di queste fondazioni ITS, che in Italia esistono in tutti i settori merceologici. Qui nel nord-est, quella rappresentativa del turismo è appunto la nostra, l'Academy Turismo Veneto. Oltre a questo, le borse di studio che sono segnalate in questa offerta che vedete qui sintetizzata, borse di studio che vengono date per merito a chi ha frequentato in maniera eccellente il primo e il secondo anno e quindi può vedersi riconoscere, quindi si vede ritornare indietro la quota dei 500 euro, perché le borse di studio sono da tagli di 500 euro. Ecco, questo un po' per darvi un'idea di quello che è l'offerta formativa della nostra fondazione, e a testimonianza di tutto ciò noi vi abbiamo portato dei ragazzi che frequentano e anche dei ragazzi che sono già usciti con l'esame di Stato da questa fondazione e che lavorano ormai da tempo e quindi possono portare delle testimonianze, come dire, fresche e assolutamente veritiere. E sono anche a disposizione per voi, quindi se voi volete nel frattempo che noi facciamo questa diretta fare delle domande in chat, se sono domande tecniche vi rispondiamo immediatamente, se sono domande per i ragazzi le rimbalziamo su di loro, così prima della conclusione della diretta potete avere la risposta direttamente dal nostro corsista interessato. Ve li presento: Marco Gallinelli è il corsista del corso Hospitality Management di Bardolino, e Laura Lucchetta è una nostra diplomata del corso Restaurant Business Management di Jesolo dell'anno scorso. Visto che Marco è in linea, gli faccio una sorpresa e lancio un piccolissimo video, è proprio questione di secondi, che vi fa vedere, fatto da Marco, l'ha fatto Marco, e Marco l'ha fatto per farvi vedere come noi in questo momento stiamo gestendo tutta quella didattica che non possiamo fare in presenza, ma già dall'inizio di marzo facciamo in modalità a distanza. Ecco, prendendo spunto dal Eccoci, siamo ritornati noi, siamo ritornati in diretta.
Adesso ve li presento, li facciamo anche parlare. Nel frattempo facciamo partire anche un paio di sondaggi, così per monitorare un po' anche voi. Allora, comincerei con Marco, che è un nostro diplomato e un nostro corsista nel corso Hospitality Management. Puoi attaccare alla tua presentazione così ti conosciamo anche meglio. Vorrei che tu facessi capire a chi ci sta ascoltando quali sono state le tue personali motivazioni che ti hanno spinto a iscriverti all'ITS Academy Turismo Veneto. Sì, intanto buongiorno a tutti, io sono Marco, ho frequentato in entrambi gli anni del corso Hospitality Management. Io prima di ITS ho frequentato un istituto tecnico turistico, quindi i classici 5 anni di tecnico sul lago di Garda a Desenzano, sulla sponda bresciana, dalla parte bresciana, ma dopo il diploma sentivo il bisogno di proseguire i miei studi, ma non con un percorso universitario, bensì con un qualcosa di più breve, ma che mi preparasse di più al mondo del lavoro. Quindi tra la quarta e la quinta superiore ho partecipato a diversi Open Day dell'ITS, ho scoperto appunto meglio come funzionasse, ho capito appunto di questo bel 40% di ore del percorso formativo dedicate allo stage, quindi stage presso aziende molto qualificate di ogni genere, che non sono solo alberghi, ma anche agenzie di viaggio, agenzie di comunicazione, di social media marketing, organizzazione eventi e tantissime altre. Quindi diciamo che secondo me è stato proprio il rapporto tra la durata del percorso e il livello di preparazione offerto che mi ha convinto a iscrivermi a ITS, e adesso quasi finiti questi 2 anni sono stato completamente soddisfatto dalle aspettative. Grazie, grazie Marco. Allora vi presento anche Laura e chiedo a Laura di presentarsi brevemente, perché lei è già diplomata, quindi ha già fatto anche l'esame di Stato, e le chiedo ovviamente quali sono i motivi per cui ha scelto di iscriversi a ITS Turismo Veneto quando 3 anni fa ha fatto questa scelta. Ciao a tutti, sono Laura. Io ho frequentato il corso di Food and Beverage Management nella sede di Jesolo e devo dire che sono molto entusiasta di aver fatto questa scelta, appunto perché il mio sogno era quello di riuscire a gestire un locale, e grazie a questo corso sono riuscita a avere ciò che desideravo, perché abbiamo collaborato con persone che erano i nostri insegnanti, che ci portavano comunque le loro esperienze lavorative direttamente in aula, quindi mi è piaciuto molto come ci hanno insegnato e il modo di insegnare che avevano. Quindi diciamo degli insegnamenti molto pratici, pragmatici e legati Esatto. al mondo del lavoro direttamente. Sì, ecco, questo è un po' il valore che cerchiamo di far passare anche in queste presentazioni, il fatto di avere i professionisti in aula che trasferiscono competenze e saper fare. Grazie Laura. Passerei alla seconda domanda per Marco. Sì. Qual è stata l'esperienza che durante il percorso formativo ti ha segnato di più e in qualche modo ti ha segnato positivamente? Sì, probabilmente sono tutta la parte degli stage e la parte del corpo insegnanti, se così possiamo chiamarlo. Adesso mi rivolgo proprio ai ragazzi che ci stanno ascoltando, che magari possono capire meglio degli adulti che da tanti anni non sono più a scuola. I nostri docenti, tutti i nostri insegnanti non sono dei professori come avete adesso alle superiori, che vi stanno col fiato sul collo, che danno tanti compiti, interrogazioni, verifiche. Diciamo che da questo punto di vista ITS ha un approccio più universitario, cioè confidano nella vostra maturità e responsabilità per quanto riguarda il metodo di studio. Quindi appunto invece che professori sono esperti nel settore, che hanno avuto una carriera di successo, sono diventati direttori d'alberghi, di tour operator, di agenzie di viaggio, o anche libero professionisti che si sono in qualche modo inventati la loro professione, perché in questo settore diciamo che bisogna avere anche un po' di creatività. E ci raccontano della loro esperienza, di come sono riusciti a raggiungere la posizione che adesso ricoprono, condividendo anche piccoli trucchetti e strategie molto utili. Ci danno anche degli spunti su dei lavori che io per esempio personalmente non sapevo nemmeno che esistessero.
E inoltre ci danno anche una serie di contenuti, metodologie, tecniche e competenze specifiche che possiamo immagazzinare direttamente in aula, supportate dalla strumentazione che hanno a disposizione, che possono essere dei booking engine, dei software di gestione prezzi. Adesso mi ricordo che un giorno la docente di organizzazione eventi ci ha portato in aula tipo un malloppo, un'enciclopedia dell'evento perfetto, cioè il grande libro dell'evento perfetto, dove aveva trascritto più o meno tutta la sua esperienza di tanti anni per tramandarla a noi. Invece per quanto riguarda la parte di stage, come ho detto, è stato un fattore determinante nella mia scelta. Per esempio lo stage dell'anno scorso, del primo anno, l'ho svolto in un villaggio turistico in Sardegna come receptionist e accompagnatore da aprile fino a giugno. Poi fine giugno, felici contenti, il lavoro mi è piaciuto molto, sono rimasto soddisfatto, io sono piaciuto all'azienda e questo stage quindi è sfociato in un'assunzione per il restante periodo estivo, quindi i mesi di luglio e agosto fino al 30 agosto. Sarei anche potuto andare avanti, ma avevo degli altri impegni che dovevo rientrare a casa a settembre, altrimenti sarebbe anche prolungato. E secondo me questa cosa è stata fantastica perché il campeggio è aperto il 1° di aprile, io sono arrivato qualche giorno dopo, il 5-6 aprile, e ho avuto modo di seguire tutto il flusso turistico dall'inizio, da aprile, quando non c'era ancora praticamente, era praticamente vuoto, fino a Ferragosto, dove ci toccava quasi vendere gli alberi o i pezzi di strada asfaltata per poter soddisfare la domanda. Quindi personalmente è stata un'esperienza entusiasmante, assolutamente molto variegata tra reception, accompagnatore, tante mansioni diverse. Sì. Grazie. Grazie Marco. Adesso siamo curiosi di sentire la testimonianza di Laura, cioè qual è stata durante il percorso per te, e poi magari torniamo a chiedere qualcosa anche a Marco sul suo stage perché ci stimola. Qual è stata invece per te l'esperienza più significativa, positiva di tutto il percorso? Allora, ciò che ho ritrovato poi quando sono andata a lavorare è stato le lezioni di team building che abbiamo fatto, quindi come relazionarsi oltre che con il nostro ospite, ma anche con i colleghi e come mantenere una brigata unita che a volte si è dimostrato anche un po' difficile, essendo anche abbastanza giovani, però con delle piccole strategie che abbiamo imparato durante il corso sono riuscita a tenere un bel equilibrio all'interno della brigata e svolgere un bel servizio. Oltre a questo, ritrovo che anche le lingue sono state molto utili perché nel corso abbiamo abbiamo studiato sia l'inglese che il tedesco, però comunque sui termini specifici su ciò che andavamo poi a svolgere. E quindi mi ritrovavo spesso a parlare con i turisti e ricevere dei complimenti perché utilizzavo dei bei termini, che alla fine erano quelli che avevo studiato durante il percorso. Ecco, tu in E qualche modo... prego, scusami. sì, un'altra cosa invece che mi sono ritrovata molto utile è stata le strategie di marketing, anche come fare il menu engineering e come sviluppare la pubblicità sui social. Abbiamo speso molte ore su questo e infatti dopo ne è valsa la pena perché se ne riusciva a fare. Oltre poi al food cost e quindi a calcolare i piatti, a quanto mettere il costo piatto all'interno del menu e a valorizzare poi quando era ora di cambiare il menù quale piatto togliere oppure quale tenere. Questa era la cosa che Certo. principalmente ho notato che serviva molto. Ecco, tu in qualche modo, Laura, hai anticipato la mia domanda, che era proprio come sei riuscita, come riesci a mettere in pratica gli insegnamenti dell'ITS dentro la tua azienda. E allora adesso ti chiedo di raccontarci un po' dell'azienda dove lavori. Allora, lavoro in un'azienda dove sfruttiamo tantissimo il turismo enogastronomico, che è stato anche uno dei principali Puoi fare il insegnanti. nome, eh? Puoi Ah fare il sì, nome. è l'azienda Borgoluce di Susegana, che comunque lavora sia sulla viticoltura che sull'agricoltura. In questo modo, nella vineria dove lavoro, accogliamo i clienti, li facciamo fare una visita e poi la degustazione dei nostri prodotti agroalimentari e anche del prosecco, visto che siamo in loco. Certo.
è stato molto interessante poi ritrovarsi in un ambiente così, perché durante tutto l'anno scolastico parlavamo di turismo enogastronomico e di strategie di marketing su di esso, e applicarlo mi ha fatto un po' riflettere, che prima non ci credevo così, come non pensavo fosse così realistico come sui banchi di scuola, diciamo. Certo, assolutamente sì. Nel frattempo noi abbiamo fatto partire un sondaggio, cioè che cosa ti colpisce di più di questo percorso di formazione, ed è uscito proprio questo, quello che diceva Marco prima e Laura poi, cioè il contatto con le aziende, cioè la stretta commistione, la sinergia che caratterizza il nostro percorso, proprio perché già dal fino alla sua erogazione, avendo noi oltre l'80% di formatori che arrivano da quel mondo, e poi anche il contatto stretto con gli stage, con i progetti Erasmus e con gli inserimenti, perché come vi raccontava Marco, che ha lavorato nell'azienda Bahia Holiday in Sardegna, nello specifico in un villaggio turistico che è l'Isuleda, stiamo parlando del nord-est della Sardegna, ecco, l'inserimento praticamente automatico da stage a mondo lavorativo, quasi immediato. A volte i ragazzi ricevono delle offerte di lavoro ancora prima di terminare il percorso formativo. O anche più di una. Anche più di una, ecco, molto, molto interessante, anche più di una. Quindi detto questo direi che è stimolante, insomma, questo percorso per chiunque voglia già affacciarsi al mondo del lavoro, ma cercando di acquisire competenze. Vi parlavo di certificazioni, adesso lanciamo un altro sondaggio, ma nel frattempo io lascerei la parola a Marco e Laura perché abbiamo delle domande. Delle domande, delle curiosità da parte dei nostri ragazzi, dei nostri collegati. Beh, una in realtà riguarda gli esami, quindi è meglio se rispondo io, Marco, se mi permetti. Assolutamente. Ci sono degli esami a fine anno, allora ci sono dei test multidisciplinari, un po' come l'università, che vengono fatti ogni mese e mezzo, cioè ogni volta che finisce una unità formativa di competenza viene somministrato un test per capire se le competenze sono state effettivamente acquisite. In questo modo si passa allo step successivo. L'esame finale, cioè quello alla fine del biennio, è un esame di Stato con una commissione in parte ministeriale, in parte regionale, in parte che viene dall'ITS e dal mondo delle aziende, proprio perché è un vero e proprio esame di Stato, è la maturità della maturità in buona sostanza, però mira a testare delle competenze acquisite, non tanto delle competenze. I libri non esistono nei percorsi ITS, formiamo un PC portatile all'inizio del percorso formativo che usate per tutto il biennio. Marco ce l'ha ancora e ci ha fatto le lezioni online di questo periodo, per esempio. Non esistono testi, esistono dei materiali che i docenti lasciano e gli applicativi che vengono installati direttamente sul portatile. Quindi è una formazione molto interattiva, ma molto direi aziendale. Ecco. E poi, allora, a questa domanda Marco ho risposto io. Adesso chiedo a Laura di rispondere alla domanda fatta a lei. Tu la vedi o te la leggo? Cosa andrà a svolgere in maniera pratica poi il Food and Beverage Manager e l'Hospitality Manager? Allora, parlo per quello del Food and Beverage. Allora, Sì. io mi sono trovata ad affrontare situazioni di cassa, quindi iniziare a fare le fatture, che era una cosa che completamente non sapevo fare, però un'altra cosa importante sono gli ordini, quindi dei fornitori, scegliere la materia prima, vedere quando ti arriva il prodotto, cercare di utilizzarlo, sistemare il magazzino, vedere le date di scadenza, sistemarsi con il personale, quindi organizzare i vari eventi e in base a quello fare un planning e poi completamente soddisfare il cliente anche quando magari si cerca di lamentare, sai che sei responsabile te e quindi in qualche modo riuscire a soddisfarlo.
E una cosa che è molto soddisfacente è la costruzione appunto della brigata e quindi creare una famiglia a lavoro, che è la cosa più bella che ci sia. E credo che siano queste le cose principali. Poi ce ne sono anche molte altre, però diciamo che quando fai il lavoro basilare da commì di sala ti lamenti che dici cavolo, devo pulire il vetro, devo fare questo e quell'altro, e poi invece quando ti ritrovi con una mansione più alta ti trovi ancora a rimpiangere i tuoi piccoli lavoretti che facevi, quindi è un grosso impegno e sembra che con 2 anni non riuscirai mai ad arrivarci, ma invece è quasi impossibile che ci arrivi. Cioè, grazie all'ITS riesci a raggiungere degli obiettivi che non credi di riuscire mai a arrivare e di scoprire passioni che non avresti mai creduto, perché è un grande mondo, diciamo. Certo, bellissimo questo messaggio, Laura, chiaro, forte, un messaggio per tutti, non solo per i giovani. E adesso c'è una domanda per me. Come avviene il processo di selezione? Quindi come si viene selezionati per partecipare a questi corsi? Beh, la selezione avviene in una modalità, come dire, in presenza, però per poter essere convocati bisogna essere preiscritti. Quindi se andate a vedere il nostro sito, che è itsturismo.it, nel footer di ogni pagina trovate un form di preiscrizione che non è per nulla, come dire, non vi obbliga a nulla, semplicemente vi permette di essere informati sulle nostre novità, sui corsi e sugli Open Day, e soprattutto di essere contattati nel momento in cui si decide la data delle selezioni. Le selezioni vengono fatte in ogni sede di corso, indicativamente nel mese di settembre, nell'arco del mese di settembre, prevedono 2 prove. La prima è una prova scritta, è una prova a test di domande chiuse, quindi risposta multipla, che verte su ambiti come ovviamente la cultura generale, un po' di economia del turismo, un po' di, come dire, di conoscenze in ambito turistico, un po' di informatica, un po' di inglese. Nulla che non riusciate a svolgere se avete fatto un esame di maturità, voglio dire, un po' di conoscenza intorno. La parte orale è invece un colloquio motivazionale. È un colloquio motivazionale in cui noi andiamo a testare effettivamente la vostra voglia di entrare e di affrontare un percorso che credo che Marco e Laura vi abbiano un po' passato, ecco, come sentiment. Il colloquio motivazionale per noi è fondamentale, perché, come dico sempre, i nostri docenti sono molto bravi e le competenze noi riusciamo a trasferirle. La motivazione, la voglia di fare, quella dovete averla voi. E in questa chiacchierata che noi facciamo nella parte, la chiamiamo parte orale, ma è proprio un colloquio, è una chiacchierata in cui io sono sempre presente e andiamo a capire quanta motivazione voi avete per intraprendere un percorso che è intenso e, come dico sempre, è immersivo. Voi iniziate, la frequenza è quotidiana, il contatto con le aziende è immediato, da qui decidete davvero il vostro futuro, che è un futuro che inizia il giorno in cui entrate per la prima volta in aula. E quindi per far questo dovete avere una motivazione sufficiente. Ecco, mi sento di dirvi questo rispetto al test di selezione. Chiedo se è arrivato. Sì, mi confermano che nel frattempo è arrivato il nostro imprenditore di oggi, che non solo è un imprenditore, amministratore delegato di un gruppo alberghiero, Maiesolo Hotels, ma è anche il nostro presidente di fondazione. Io vi presento il signor Massimiliano Schiavon. Benvenuto Massimiliano. Grazie, buonasera a tutti, spero riuscite a vedermi. Vediamo un attimo adesso, eccoci qua. Sì. Mi sentite, mi vedete, a parte che vedermi non è un granché, ma è importante che mi sentiate, ecco, questo credo sia la cosa più importante. Però intanto vi ringrazio per l'invito, io credo che questo sia sempre un momento importante al quale mi fa particolarmente piacere partecipare. Il mio compito di oggi, con questa duplice veste, se vogliamo, quella di imprenditore prima di tutto delle mie aziende, ma soprattutto anche, in questo caso, anche presidente della fondazione. Però
Io per il momento vorrei fare la parte dell'imprenditore e dedicare questi minuti che abbiamo a disposizione per raccontarvi uno scenario. Per raccontarvi uno scenario che è quello che stiamo vivendo in questo momento con le aziende del turismo, secondo diciamo 3 punti di vista, 3 prospettive. Una prospettiva dall'interno, cioè quello che noi oggi stiamo quello che noi siamo, quello che stiamo subendo, una vista dall'esterno che se volete è un po' il vostro punto di vista di chi si approccia adesso a questo settore, e la terza prospettiva è una prospettiva vista un po' dall'alto, da osservatore super partes se vogliamo. Allora, entro subito nel tema della prima prospettiva, quella vista da dentro. Vi state avvicinando ad un settore enorme, che è quello del settore del turismo, che in questo momento ovviamente è in una fase estremamente di difficoltà, però è un settore che nei numeri è importantissimo, lo avete sentito credo nei giorni scorsi dai telegiornali, lo avete letto in generale sulla stampa, sono 232 miliardi di fatturato, insomma è un settore che impegna 3 milioni e mezzo di occupati, pesa il 13% del prodotto interno lordo per quanto riguarda le strutture turistiche, più un indotto di altri, pensate, addirittura 7 milioni di addetti che orbitano, no, tutto intorno al settore del turismo, che sono poi i pittori, i cartogessisti, gli idraulici, tutti quegli organizzatori di eventi e quant'altro. Stiamo parlando di un qualcosa che pesa, e questa è la visione vista da dentro, 450 miliardi di fatturato, cioè un terzo praticamente del totale del prodotto interno lordo nazionale. Tutto questo è sviluppato da 27.000 strutture alberghiere, più appunto tutto il comparto dell'extra alberghiero, del turismo all'aria aperta, che per il 99% in questo momento è con fatturati zero, cioè chiuso. Pensate che in questo paese, senza entrare nella polemica dell'androne politico perché vi annoierei e credo che voi tutto vorreste sentire solo che parlare di politica, no? Stasera. Però pensate che molto spesso il governo fa dei tavoli tecnici convocati di emergenza quando magari ci sono aziende che chiudono con 1.600 dipendenti. Scatta un meccanismo di emergenza, di tutela, di cassa integrazione per questi. Ebbene, in questo momento in Italia abbiamo un problema legato a 27.000 strutture alberghiere chiuse, non per normativa di legge, ma per totale assenza di mercato, e con 3,5 milioni di soggetti che lavorano nel turismo completamente fermi, molti in cassa integrazione, qualcuno in cassa integrazione in deroga, qualcuno completamente senza nessun sussidio. Ecco, questo è lo scenario, se vogliamo, visto da dentro e in una fase in questo momento non proprio, diciamo, ottimistica, no? E quindi la domanda che forse sta scattando, no, nei vostri pensieri in questo momento è: ma sto facendo la scelta giusta e avvicinarmi a questo settore in questo momento che è fortemente in crisi? Ecco, questa è la seconda visione, no, di approccio, questa è la vostra, cioè quella vista da fuori. Vale la pena che io investa il mio futuro in un settore che è profondamente in crisi, totalmente fermo in questo momento con fatturati a zero? La risposta ve la do entrando nel merito di quella che è la terza prospettiva, quella vista da sopra, cioè adesso utilizziamo una prospettiva più alta, no? Quella dell'osservatore, che dà una risposta a questa vostra domanda. La risposta è assolutamente sì, ma è adesso il momento di entrare nel nostro settore. Adesso vi racconto anche perché e cerco di convincervi. È un momento di straordinarie opportunità e questa, se vogliamo, è la visione un po' ottimistica che bisogna avere da imprenditori e dai addetti ai lavori e di chi cerca di programmare il suo futuro. È un'occasione totale, assoluta per ristrutturare la nostra offerta, è un'occasione per innovare il nostro prodotto. Probabilmente non l'avremmo fatto prima perché tutto sommato le cose andavano, le proiezioni erano positive, il turismo dava segnali di costante crescita,
Noi su questo siamo un po' pigrotti e quindi quando le cose vanno bene tendiamo un po' a sederci. Invece adesso siamo costretti a ripensare a soluzioni nuove. Pensate a quante opportunità stanno arrivando ed è incredibile. Io le potrei elencare solo 10, me le sono appuntate velocemente poco prima di collegarmi. Solo pensate a come stiamo modificando la comunicazione in questo momento verso i nostri clienti, una comunicazione che deve dare assoluta sicurezza nel momento in cui riprenderanno a viaggiare, vogliono essere sicuri della destinazione. Nel piccolo, ad esempio, della costa veneziana, pensate a quanto sta arrivando con l'invenzione di nuove app per la prenotazione dei servizi spiaggia, magari anche col servizio sotto ombrellone. La riorganizzazione che sta arrivando di tutte quelle che sono le nuove procedure del check-in e del check-out con sistemi di pagamento contactless velocissimi. Una maggiore attenzione che stiamo dando adesso verso la salute degli ospiti e anche dei lavoratori, anche su questo aspetto credo che sia un qualcosa di importantissimo, ma pensate solo alla riorganizzazione del servizio di ristorazione. Straordinarie opportunità stiamo scoprendo nella ristorazione, anche se effettivamente in un momento di grande sofferenza e difficoltà, ma tutto sommato stiamo riscoprendo il takeaway, stiamo riscoprendo anche il delivery come formula commerciale al quale noi non eravamo tanto abituati. E qui si apre un altro mondo che è, vi esorterei magari ad andare a dare un'occhiata in internet, che sono quei format che stanno nascendo dalla ristorazione, che è una branchia della formazione, ad esempio, dei corsi di ITS, che sono quelli legati ai format del cloud kitchen, del ghost kitchen o del dark kitchen. Sono tutte nuove formule legate a un nuovo metodo della ristorazione che necessariamente, per effetto anche di Covid-19, dovrà reinventarsi e adottare nuove procedure. Questa è una straordinaria opportunità che noi abbiamo nel creare nuove figure professionali competenti in questa materia che oggi, non domani mattina, ma già oggi le imprese stanno approcciando e stanno scoprendo che forse ci sono anche straordinarie opportunità di business. Ma pensate anche a quanto questo Covid-19 influirà sulle nuove tecniche di progettazione della ristrutturazione alberghiera, con nuovi prodotti, dove il cliente avrà bisogno ovviamente di più spazio intorno a sé, di più sicurezza, oppure anche alle opportunità che stanno nascendo, alcune delle quali la Fondazione ITS Turismo ha, diciamo in modo lungimirante, se ne è dotata prima di altre, alle piattaforme tipo Data Appeal. Noi l'abbiamo acquisita, fatto un accordo poche settimane fa, una piattaforma straordinaria di analisi della domanda del mercato, perché tutto quello che voi fate in internet quando cercate qualcosa lascia traccia, no? Quindi un'analisi dei consumi e delle potenzialità che si potrebbero avere nel affrontare nuovi mercati, e si parte sempre dall'analisi dei dati. Quindi sono tutte cose che devo dirvi che prima di Covid-19 molto probabilmente noi avremmo approcciato molto più lentamente. Se prima il turismo correva a 100, adesso il nostro settore sta correndo a 1000. E quando un settore corre a 1000 ha bisogno di risorse. E la prima risorsa del nostro settore, nonché la prima, diciamo, voce anche nei bilanci delle nostre aziende, è il capitale umano. Il capitale umano che deve avere la capacità di dare un forte contributo e una forte spinta, ma anche una grande competenza nel realizzare questo nuovo bisogno che il mercato sta imponendo. In questo momento un grande bisogno di sicurezza, ma che col 2021 certamente darà segnali di ripresa. Noi riteniamo, dai dati che abbiamo, che nel giro di 2-3 anni il brand Italia avrà di nuovo un grande appeal. E se posso dirvi, per effetto anche di tutta questa azione alla quale, se vogliamo, un po' controvoglia e avremmo forse anche voluto volentieri fare a meno, ma che Covid-19 ci ha imposto, ci ha dato 60 giorni di arresti domiciliari anche per gli imprenditori dell'alberghiero, ma in questi 60 giorni, devo dirvi, sono stati 60 giorni di studio, 60 giorni di analisi, 60 giorni di ripensare un po' a fare un qualcosa al quale forse non eravamo più abituati a fare, cioè mettere ancora al centro dei nostri, diciamo, pensieri l'ospite
quindi il rapporto con il cliente, che poi può essere assolutamente un rapporto diretto, personale, vis-à-vis, ma anche un rapporto con della tecnologia che mi consente di dare risposte immediate, entrare nella tasca dell'ospite attraverso la tecnologia e il mobile. Tutte cose che la Fondazione ITS ha nelle sue corde, a mio avviso, ed è per questo che noi imprenditori tendiamo ad avvalerci molto della Fondazione, perché ha la capacità di analizzare, di verificare quali sono le nuove figure professionali e di in 2 anni di formazione metterle a disposizione subito delle aziende, e questo risultato ovviamente si traduce in un tasso di occupazione in uscita molto elevato, cioè coerente con gli obiettivi che noi ci siamo dati. Questa capacità di essere veloci nel cambiamento è quello che oggi fondamentalmente richiede il mercato, è un impegno per le aziende ed è anche, se mi consentite, una grande opportunità per chi decide di approcciarsi a questo settore. Quindi se oggi mio figlio mi chiedesse, papà, al di là che mi farebbe ovviamente piacere, perché se entrassi in azienda credo che sia il sogno di ogni genitore, però vi assicuro che se fossi uno dei vostri genitori in questo momento, se sono entrato dalla porta in questo collegamento, diciamo, dell'Open Day di una realtà nuova, con qualche dubbio perché è un settore che in questo momento immagino lo possa creare qualche preoccupazione, invece no, vi dico che se ci crediamo noi che siamo gli imprenditori, forse potete tranquillamente crederci anche voi, che ne usciremo ancora più forti e molto più competitivi. Io mi fermerei qua perché non voglio portare via tempo altro a voi, alle vostre domande e alle vostre riflessioni che farete. Io non so cosa vi siete detti prima, mi scuso, purtroppo ero collegato da un'altra parte, ma è tutto un entrare e uscire in queste stanze, non se ne può più, però vedete anche queste forme di collegamento improvvisamente anche dopo Covid-19 faranno parte, no, della nostra quotidianità. Abbiamo imparato che si possono fare riunioni a centinaia e centinaia di chilometri da distanza, molto più efficaci, con un orario di inizio, un orario di fine e in modo molto più costruttivo, e io questo credo che sarà una delle cose che ci porteremo dietro da qui al divenire, almeno una delle cose positive, oltre a quelle che vi ho cercato di comunicare con un po' di ottimismo. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Noi in realtà ci siamo detti quasi tutto. Rimaneva in sospeso un sondaggio che è l'ultimo ed è quello che chiedeva come siete venuti a conoscenza degli ITS. La maggior parte di voi attraverso l'orientamento a scuola. Questo mi fa piacere e vi informo che continuano i nostri Open Day. Se volete passare parola ai vostri colleghi, compagni di scuola, parlo ovviamente anche ai genitori che hanno trovato interessante questa opportunità. Quindi io qui mi fermo, lascio la parola al Presidente e a Silvia Oliva di Fondazione Nord-Est per i saluti finali. Ringrazio Marco Galinelli e Laura Lucchetta, i nostri ragazzi, un corsista e una diplomata che sono stati con noi, hanno risposto alle vostre domande e hanno portato una testimonianza vera, reale. Grazie Presidente Schiavon, grazie Silvia Oliva, Fondazione Nord-Est, e io chiudo qui il mio intervento. Grazie. Allora, se mi consentite, approfitto per salutare e dopo passo la parola alla padrona di casa che ci ha ospitato, quindi a Silvia, insomma, ringraziandola per sempre il prezioso contributo e la regia. Un saluto particolare voglio farlo a Marco e a Laura, grazie per il vostro contributo e un grande in bocca al lupo, senza paura, in quello che sarà poi il vostro futuro nel nostro settore. Complimenti ancora per il contributo che ci avete dato. Siamo qui, siamo a disposizione. Io credo che il direttore Enrica Scopella sia a vostra disposizione per ulteriori domande. Mi resta che augurarvi in bocca al lupo e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie mille. Finisco io con un saluto anche da parte mia. Anche oggi ho sentito usare tantissimo la parola opportunità, che in questo momento non siamo tanti abituati, parliamo sempre solo di crisi, di difficoltà, invece oggi abbiamo veramente parlato di opportunità e questo momento è sicuramente una grande opportunità. Quello che ha detto il Presidente Schiavon mi pare di essere, che possa in qualche modo riassumere il perché è importante avere
come docenti delle persone che si occupano di questo settore. Vedete che loro sanno qual è la prospettiva, qual è lo sviluppo, quali sono le esigenze, quindi avere qualcuno che accompagna gli studenti in questo percorso conoscendo dall'interno la dinamica è sicuramente rilevante. L'altra cosa che ho sentito dai ragazzi e che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che in 2 anni si possono raggiungere risultati inattesi. Quindi ancora una volta si conferma che l'ITS è lo strumento per entrare nel mondo del lavoro veramente a testa alta, con le capacità e le competenze necessarie, quindi in bocca al lupo ai ragazzi e in bocca al lupo anche all'ITS nel suo complesso. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie mille. Grazie.